Inseguimento furioso ad alta velocità. Le pantere della polizia, sirene spiegate, braccano il fuggitivo in tangenziale sud a Vicenza. Tutto è iniziato qualche minuto prima. Una ragazza chiama il 113 e chiede aiuto. Si trova a Ponte Alto, ha litigato col fidanzato e ha paura. Sul posto si precipitano le volanti della questura. Al loro arrivo, però, il giovane di 25 anni sale a bordo della sua macchina e per guadagnarsi la fuga sperona una delle auto della polizia e tenta di investire un agente che nel frattempo era sceso dalla vettura. Inizia la fuga, dietro le pattuglie della polizia. Il fuggitivo, nella sua folle corsa, urta una macchina delle volanti in tangenziale e poi altre automobili che lo rallentano finché viene finalmente bloccato in zona Lapio ad Arcugnano. A quel punto gli agenti della squadra mobile e delle volanti arrestano il giovane con l'accusa di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Adesso si trova nella casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria.